Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! L'emergenza idrica nella nostra regione ed in particolare nel Cosentino, perché ci sono diverse cause, ma una è di sicuro la drastica riduzione della portata dell'acquedotto Abate Marco. La Sorical, che aveva previsto l'attuale crisi dovuta ad una siccità straordinaria, annuncia che anche i prossimi mesi saranno davvero difficili. La società di gestione delle acque calabresi rinnova ai comuni l'invito ad agire sulla dispersione idrica, ma ci racconta tutto Gianluca Pasqua, sentiamo. Siamo andati al cuore del problema, è qui, in queste gallerie, che si decidono le sorti dell'erogazione idrica nelle case dei calabresi, in particolare di quelli della provincia di Cosenza. È qui che si concentra l'acqua che sgorga dalle sorgenti del Pollino, la Favata Alta, la Favata Bassa, la sorgente Nasceiume, nomi ai più sconosciuti, che identificano le fonti pure e quasi sempre abbondanti, che hanno dissetato e dissetano, dalla fine degli anni '80, centinaia di migliaia di cittadini. È un sistema complesso l'Abate Marco, un insieme di opere di ingegneria idraulica e cavità naturali, il più grande acquedotto calabrese, che oggi fa i conti con una riduzione drastica delle risorse da distribuire alle comunità servite. Si spiega anche così la crisi idrica che interessa il Cosentino. L'emergenza era stata ampiamente annunciata. Non inganni la pioggia che scende in questi giorni, la siccità che paghiamo è quella dei mesi scorsi, un fenomeno straordinario che ha causato un calo della portata anche nei mesi di ottobre e novembre, storicamente più generosi. E la brutta notizia è che l'emergenza continuerà ancora a lungo. Noi avevamo annunciato che novembre sarebbe stato il mese più critico in conseguenza delle scarse precipitazioni che hanno interessato gli ultimi 12 mesi. Avevamo previsto un calo delle sorgenti fino al 30%, in effetti ci attestiamo alla data di oggi almeno 27% per l'acquedotto Abate Marco. Il problema è che le precipitazioni non sono riprese per come tipicamente accade nel nostro autunno, e in particolare ottobre è stato molto siccitoso e quindi ancora non possiamo prevedere quale sarà il momento più critico per l'approvvigionamento idrico. Sorical aveva sollevato il problema nei mesi scorsi avvisando i comuni. Oggi si è ancora in tempo per ridurre i disagi e lavorare per il futuro. Sicuramente attività di ricerca perdita in alcuni comuni dove c'è un grande divario fra le portate che noi continuiamo a erogare e le portate che dovrebbero essere invece consumate. In questi comuni la ricerca perdita ha ancora un significato. A volte basta rinvenire poche perdite rilevanti, come abbiamo fatto noi per esempio come Sorical all'Università della Calabria, per segnare un'inversione di tendenza e ripristinare una situazione sostenibile, sia pure con le ridotte erogazioni da parte degli acquedotti. E il Cosentino, Abate Marco dipendente, a soffrire enormemente. Il resto della regione può contare su un sistema più organico. Non abbiamo problemi significativi in provincia di Reggio Calabria, qualche problema in provincia di Vibo Valentia, dove spesso l'approvvigionamento da pozzi consente di integrare le risorse sorgentizie degli acquedotti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!